Presentata stamani la nuova segnaletica turistica delle strutture ricettive presenti in città, realizzata dall'ABBA, Associazione B&B, presieduta da Carmelo Cantone, alla presenza del primo cittadino Firetto, un'iniziativa che servirà sicuramente ai tanti turisti e non e permetterà loro di ritrovare meglio le tante offerte di ospitalità presenti nel nostro territorio. La prima oggi è stata quella di Salita Madonna degli Angeli, altri cartelli similari saranno posti in diverse località della città. È un'attività di protagonismo civico di cui evidentemente siamo grati, se penso che 4 anni fa in questa città non avevamo neppure una segnaletica turistica degna di poter essere menzionata. Adesso grazie una parte all'intervento comune distretto turistico, grazie anche a un'altra parte protagonismo civico, si è avuta finalmente una cartellonistica turistica degna di questo nome, degna di una città turistica, e oggi questa ulteriore attività di protagonismo civico fa seguito a che cosa? A un'attività importante che è stata svolta dalla municipalità con l'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento sulle insegne, e questo è il primo atto che concretamente si sviluppa d'intesa con un'associazione che mette insieme il popolo dei B&B di Agrigento, che è l'ABBA, ed è una buona occasione per poter valorizzare quell'idea di collaborazione pubblico-privato. I fondi sono semplicemente quelli privati dell'ABBA, con i nostri soci ci siamo tassati per fare questo regalo alla città di Agrigento. Mi piace evidenziare questo particolare. L'ABBA non ha fatto qualcosa per l'ABBA, l'ABBA ha fatto qualcosa per la città di Agrigento. Abbiamo comprato questi pali, questo progetto, abbiamo realizzato con i nostri architetti Troisi e Farrugia, questo architetto con la serigrafia mediterranea, che sono stati veramente a nostra totale disposizione. Però lo abbiamo donato, quindi ognuno, anche non socio ABBA, ogni attività turistico-ricettiva, abbiamo voluto inserire anche qualche ristorante, può farne richiesta al Comune per poter fare una segnaletica omogenea in tutta la città, quantomeno nel centro storico, un segnale che devo dire che l'amministrazione comunale ha colto subito e ha favorito. Ci è voluto sicuramente un bel po' di tempo, ma la burocrazia è tutt'altra cosa. Però l'amministrazione ha compreso immediatamente l'importanza di dare utilità ai turisti che passavano per la città e che non trovavano questi B&B. Quando ci fu intimato di togliere le nostre insegne, che erano delle più svariate, le più colorate, insomma deturpavano veramente la faccia bella di questa città. Allora cominciammo questo progetto che, ripeto, è stato favorito e oggi vede la luce. Nessuna contribuzione se non il plauso per ciò che ha fatto l'ABBA per questa segnaletica. È chiaro che proprio l'altro ieri ci siamo riuniti in un incontro con le strutture ricettive e ho centrato il punto su una questione. Uno dei grandi problemi dell'accoglienza in Sicilia è la comunicazione. La comunicazione è l'elemento essenziale, è quello che più manca per il successo del nostro turismo. La segnaletica è uno degli elementi fondamentali della comunicazione, quindi merita all'ABBA che ha proceduto con questa segnaletica e le strutture ricettive, perché ce n'è grande bisogno. Il turista non sa esattamente dove andare, a chi deve rivolgersi e come fare e cosa vedere. Questo è sicuramente un progetto che deve comunque andare avanti anche per altre cose.